Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Eccoci qui ancora una volta per un nuovo speciale dedicato ai viaggi diocesani, i viaggi missionari in questo caso, che stanno animando questa estate 2025. Siamo giunti al quarto appuntamento, alla quarta puntata. Vi abbiamo portato letteralmente in giro per il mondo e lo faremo anche oggi. Oggi andremo ad aprire un collegamento direttamente dallo Zambia e quindi io li vedo già pronti, vedo un quadretto fantastico, quanti sono poi ce lo diranno, e vedo lì, mentre ci salutano, ovviamente grazie, Maria Grazia Salmaso, direttrice del centro missionario diocesano appunto della diocesi di Vittorio Veneto, che saluto e ringrazio. Ti vedo veramente attorniata da una folta compagnia. Veramente siamo un super gruppone, 9 che son partiti, che siamo partiti dall'Italia, poi qui abbiamo trovato Francesca che è qui accanto a me e dietro un po' di sfondo, ma dopo li ascolteremo, ci sono anche con noi oggi, siamo molto felici, Simonetta ed Enrico di Pamozi Indiana, che è l'organizzazione che ci ha accolto qui in Zambia. Molto molto felici. E ce li ricordiamo perché li avevamo già conosciuti in altre occasioni. Allora, è molto bella questa inquadratura iniziale, però io direi che tutti i vari protagonisti di questa diretta possono andare a sedersi, ecco, adesso, e quindi così intanto si sistemano e noi iniziamo questo racconto. Ormai lo sapete già, l'avete imparato, queste esperienze che coinvolgono i giovani diocesani sono state organizzate, sono state preparate nei mesi scorsi e grazie alla collaborazione del Centro Missionario Diocesano di Caritas Vittorio Veneto e della Pastorale Giovanile di Vittorio Veneto. C'è stato proprio un percorso che ha portato i giovani partecipanti a vivere queste emozionanti esperienze, emozionanti avventure. Avventure che hanno ovviamente un denominatore comune, ma che hanno delle sostanziali differenze anche. Vi abbiamo portato dapprima in Colombia, poi siamo passati per la Turchia, poi siamo passati per la Bosnia e oggi vi portiamo nello Zambia. E quindi io do a te la linea, cara Maria Grazia, perché ormai sei annoverata tra le conduttrici della Tenda TV e quindi non hai nessun problema nel portare avanti la trasmissione, e io cercherò per quanto possibile di accompagnare il vostro racconto anche con le immagini, con le tante immagini che ci avete mandato. Quindi io passo a te la linea, Maria Grazia. Grazie Federico, grazie per questa bellissima introduzione. Allora, questo è il gruppo, è uno dei gruppi più numerosi che è partito per la missione e anche quello che probabilmente sarà per più tempo in terra di missione, il gruppo Zambia. Come dicevo prima, noi siamo venuti perché tra la nostra diocesi e lo Zambia c'è un legame, soprattutto legato alla Forania Quartier del Piave, ma non solo, anche come diocesi con Simonetta ed Enrico che vivono qui, che abbiamo già conosciuto, come dicevi, nel programma della Tenda TV, del Te con i missionari, abbiamo già intervistato, ma da allora ad oggi sono cambiate veramente tante cose e abbiamo veramente toccato con mano quella che è la loro esperienza. Allora, di questo vorremmo un po' raccontarvi attraverso le voci dei ragazzi questa nostra avventura un po' particolare, quindi lascio la parola a questa bellissima ragazza che è accanto a me, che si presenta e che vi parlerà un po' del primo momento. Ciao a tutti, io sono Allison e ho 19 anni, sono di San Fior. Il nostro viaggio è iniziato giovedì 7 agosto e è stato un momento molto emozionante perché è stato il primo viaggio missionario per tutti i componenti del nostro gruppo. E, siamo partiti dall'aeroporto di Venezia e il viaggio è stato molto lungo, infatti abbiamo fatto due scali, uno a Francoforte, che è durato molto, e uno ad Addis Abeba. Eravamo davvero molto emozionati, abbiamo scattato tante belle foto per ehm,
ritrarre appunto questi momenti insieme e il gruppo appunto da quel momento in poi si è sempre più unito. Siamo arrivati a Lusaka venerdì 8 agosto e siamo stati ospitati da padre Antonio, appunto che fa parte dell'ordine dei Comboniani e abbiamo appunto passato la notte lì e padre Antonio è un uomo che ci ha raccontato la propria storia, ha raccontato la storia appunto dell'ordine dei Comboniani fondato da Daniele Comboni e è stato molto interessante, ci ha fatto molto riflettere questa testimonianza. Ecco, quindi il primo passaggio è stato proprio incontrare la grande famiglia dei Comboniani, che tra l'altro sono state anche il motivo per della partenza, insomma c'è questo legame forte anche tra Simonetta e Enrico e questa bella famiglia dei Comboniani. Da qui c'è stato un altro passaggio e passiamo la parola ad un'altra ragazza che è stata con noi, è un gruppo soprattutto femminile e quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare nel passaggio da Lusaka al luogo dove dovevamo andare. Cosa è successo, Serena? Raccontaci. Ciao, sono Serena da Santa Lucia di Piave. Sabato 9 siamo partiti da Lusaka con l'autobus che doveva partire alle 7 e alle 6 del mattino era già pieno. Tuttavia, chi guidava si è assicurato che tutti i nostri bagagli partissero con noi senza lamentarsi. Appunto, siamo saliti ed era già pieno, ma abbiamo da subito potuto respirare l'accoglienza degli zambiani che ci hanno fatto posto nei sedili, prendendosi in braccio tutti i bambini, per esempio. E da lì è iniziato un viaggio lungo, quindi anche stancante perché sono state 9 ore e mezza circa, ma allo stesso tempo molto interessante perché ci ha fatto vedere subito la realtà dello Zambia. Per esempio, abbiamo visto che bevevano dai sacchetti d'acqua o dalle scatole dei detersivi. Abbiamo visto bambini di 8 anni che partivano da soli per fare questo lungo viaggio e con le mamme che affidavano i bambini al resto della popolazione o anche a noi stessi. E abbiamo fatto una pausa in un piccolo mercato e abbiamo anche potuto fare l'esperienza del loro bagno e una cosa che ci ha colpito è stato come ogni tot tempo ci fosse sempre qualcuno che si alzava per pregare. E quando siamo arrivati dopo questo lungo viaggio sono subito saliti degli zambiani per aiutarci con le valigie e offrirci un servizio di taxi. Chi ci ha scortati in questo viaggio non l'abbiamo detto? No. Sì, non l'abbiamo detto che Francesca. Ah, Francesca, che ci sta ospitando in questa casa, è venuta a Lusaka per accompagnarci durante questo viaggio in autobus. Mhm. Francesca Villanova era già presente in Zambia, sta anche lei facendo un'esperienza in collaborazione con un'organizzazione Pamozzi indiana e vive qui nella casa dove siamo in questo momento e come ospite qui anche lei qui insieme a noi e ci ha accolti, ci ha accompagnato in questo lungo viaggio. Grazie Serena. Sì, siamo arrivati a Cipata e c'è stato un momento così anche di accoglienza. Quando siamo arrivati qui in città, c'erano chi a prenderci. Sì, Enrico e Simonetta che ci hanno accompagnato con le valigie insieme anche a altri due taxi perché avevamo la nostra valigia più un'altra piena di materiali e anche farmaci, magliette, eccetera, da donare. E quindi siamo arrivati alla casa dei volontari dove ci siamo un attimo sistemati dopo questo lungo viaggio e il giorno dopo abbiamo avuto l'occasione di partecipare a una messa del villaggio, messa che è durata quasi 2 ore, però questo tempo è praticamente volato perché è una messa molto diversa dalle nostre italiane. Noi abbiamo assistito alla messa vicino ai bambini e questi bambini avevano un abbigliamento, una divisa come,
e sia all'inizio della messa, alla fine, ma anche durante, facevano questi balli tipici accompagnati da canti e dalla musica di tamburi. E, quindi sì, è stata davvero una bellissima esperienza che mi ha colpito. Una volta finita la messa ci siamo presentati tutti quanti e poi questi bambini sono accorsi, ci hanno accerchiato tutti col sorriso, che volevano farci foto con noi, che volevano abbracciarci e tutto, quindi davvero un'accoglienza molto calorosa. Mhm. Bene, ti sei No, presentata? Presentati. Federica, vengo da Marino di Piave. Mareno di Piave, anche Federica, ha fatto insomma, bella esperienza, vero Sì, Federica? sì, sì. Tanti belli incontri, bei sorrisi. E una volta che ci siamo sistemati, passiamo la parola Sì. a una nuova presenza. Sì, Scusa Federico, stiamo cercando di... no, perché in quanti siete lì? Perché vedo che insomma il gruppo è bello numeroso, anche rispetto magari ad altri. Siamo in 9 del gruppo, poi ci sono Francesca e Simonetta ed Enrico, Certo, per cui quindi, vedrete un po' di turnover. beh, Poi sapete che nelle dirette è sempre difficile perché le condizioni. Tra sì, sì. l'altro, qui fra poco arriva pure buio, speriamo che vada tutto bene. Mm. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora la linea ancora a voi. Grazie. Allora, qui dopo i primi giorni, cosa è successo? Allora, la prima settimana passata qui a Cipata l'abbiamo passata in Ugrest. Abbiamo lavorato insieme a degli scout zambiani che ci hanno fatto conoscere Enrico e Simonetta e insieme a loro abbiamo organizzato questo Grest con i bambini della scuola di Impe Mezzi Park Primary School. Questo Grest è stata una bellissima esperienza, abbiamo potuto lavorare con i bambini per fare lavoretti come braccialetti e origami, ma anche giocare con loro, sempre insieme agli scout che ci hanno dato una mano e noi a loro. È stata un'opportunità molto bella, in particolare anche per le amicizie create. Abbiamo instaurato una bellissima amicizia con gli scout, ma anche con i bambini e vedere nei loro occhi l'entusiasmo di giocare, di creare queste amicizie con noi è stato veramente bello. Beh, grazie. Non ti sei presentata qui con noi. Iris, Noterai che si è ben inserita nel contesto africano, vedi Federico con queste bellissime Con trecce. le treccine, esatto, esatto. Hai visto? Qui stiamo proprio entrando nella cultura dello Zambia e quindi questo è un aspetto che caratterizza, insomma, una parte delle persone che insomma, vivono qui. Allora, con noi c'è Iris, quindi grazie Iris per grazie. questa simpatica racconto. Vorrei adesso però far intervenire Simonetta ed Enrico, ok? Sì? Allora, intanto che Alison va, poi li presto a loro due le cuffie così poi parlano, perché loro ci hanno accolti nel centro Pabozzi Indiana, ok? E intanto uno che venga qui, Sì, sì, iniziamo da adesso Simonetta, dopo. arrivano. Eccoli qua. Ecco qua, questa è Simonetta. Allora, Simonetta è qui. Adesso fra poco, tanto le introduco e dopo passo anche a Enrico L'auricolare, così vi certo. raccontano due cose. Allora, a loro, quando li abbiamo veramente, uno dei primi giorni, siamo lunedì, siamo andati a visitare il centro che tra l'altro anche noi abbiamo già fatto un altro viaggio missionario anni fa, non c'era, non esisteva, quindi questa bellissima realtà. Loro lavorano in particolar modo con i bambini con disabilità, garantendo, offrendo loro servizi, in particolare carrozzine ausili, giusto dopo ci raccontate bene, e anche fornendo una serie di servizi. Allora, voi chiedo brevemente di raccontarci cosa state facendo, quello che fate e anche come è andato avere noi, cioè cosa vi abbiamo portato. Lascio la parola a tutti e due, magari interagisci tu. Ciao, allora inizio io. Beh, inizio a dire che il gruppo è stato bello averlo qua. Per noi è sempre una bella ventata
allegria e di novità, insomma è bello e siamo sempre aperti nell'ospitare i volontari e i gruppi. Allora, noi appunto abbiamo questa piccola organizzazione Pomoz Indiana, che vuol dire in lingua locale assieme con i bambini, e prevalentemente il mio ruolo è, a parte tutta la parte amministrativa, ma seguo un programma di bambini disabili a cui diamo delle carrozzine speciali che arrivano dall'Australia e vengono assemblate a seconda della necessità del bambino. Vengono chiamate wheelchair for kids perché sono studiate per i bambini dai 4 ai 14 anni. È un programma che è iniziato nel 2018 e lo stiamo portando avanti e copriamo un'area, tutta la Eastern Province dello Zambia, che è un raggio di circa 350 km e lavoriamo con i vari ospedali distrettuali. Al momento abbiamo consegnato più di 500 carrozzine, ma il lavoro grosso è poi fare il follow-up di queste carrozzine dei bambini, perché le carrozzine necessitano di pezzi di ricambio perché si rompono e noi glieli cambiamo, oppure cambiamo la misura della carrozzina a seconda delle necessità del bambino. E dai, è un lavoro che va avanti costantemente, insomma. Beh, allora abbiamo visto anche in qualche immagine, insomma, alcuni di questi ausili. La Mhm. domanda forse è scontata. Che cosa vuol dire per un bambino di quella realtà, avere a disposizione uno strumento come quello che mettete loro a disposizione? Beh, gli cambi completamente la vita, ma non solo al bambino, ma a tutta la famiglia e ai genitori. Cambi la vita al bambino perché senza la carrozzina sarebbe sempre o sulla schiena della mamma, fino a quando la mamma riesce a portarlo, oppure viene messo per terra in una stuoia, per cui anche il bambino vede il mondo da un punto di vista, dico sempre da un unico punto di vista. Con la carrozzina gli fai proprio vedere il mondo da un altro punto di vista che è alla pari nostro e l'aiuto dei genitori che hanno molto più tempo anche per loro, riescono a andare in giro con il bambino, andare nei campi, andare a messa, iniziano ad andare a scuola, iniziano a interagire con gli altri bambini e iniziano a far parte della comunità, della loro piccola comunità, insomma, è un cambiamento Quindi enorme. possiamo dire che cambia letteralmente la vita del bambino e della famiglia. Eh beh, Ehm, assolutamente sì. Voi ripetiamo bene, che così magari prima è sfuggito, da quanto tempo siete lì e appunto quante carrozzine avete contribuito a diciamo, distribuire lì nel vostro territorio? Beh, noi siamo qua dal 97 come coppia sposata e abbiamo fatto i volontari per 5 anni con i padri comboniani in una missione vicino a dove viviamo ora. Quindi noi arriviamo da una storia di volontariato lungo, insomma, e abbiamo fatto moltissime cose nell'arco di tutti questi anni. Abbiamo 3 figli, insomma, abbiamo fatto la nostra famiglia qui, abbiamo deciso di stare qui. E con la disabilità abbiamo già appunto distribuito più di 500 carrozzine, ma nel nostro programma abbiamo più di 600 bambini, perché oltre ai bambini con le carrozzine aiutiamo anche i bambini con vari problemi ad accedere alle cure mediche in capitale, quindi seguiamo anche altri bambini che magari non hanno bisogno della carrozzina, però hanno bisogno anche di altro e cerchiamo di visitarli. Al momento abbiamo già visitato più di 300 bambini, abbiamo fatto il follow-up di queste carrozzine e visitato più di 300 bambini, però anche con Enrico, cioè, facciamo molto altro, ecco. Ecco, ecco, quindi passiamo la parola ad Enrico, appunto, eh, qual è, diciamo, il vostro ruolo proprio dal punto di vista anche operativo, immagino, no? E quali sono anche le difficoltà, ecco, perché noi, allora, la vostra è una bella storia, ovviamente è bello raccontarla, però poi quando in questo caso si spengono i riflettori, poi vi trovate con le problematiche ovviamente di quel territorio.
Sì, beh, allora problematiche non mancano mai. Ehm, Ci vuole, vabbè, il vantaggio è che siamo qua da tanti anni e riusciamo a lavorare con le persone di qua, riuscendo a cogliere anche, capire la loro cultura e adattarsi a questo mondo, no? Perciò il fatto di conoscere, di capire è fondamentale. E i problemi, vabbè, non facciamo appunto solo disabilità, facciamo anche educazione con le scuole, con la prima infanzia, con la costruzione di scuole, acqua, pozzi, abbiamo costruito cliniche, programmi di sostegno a distanza. Cioè, il programma non è solo disabilità, non siamo un'organizzazione che fa solo disabilità, facciamo anche altre cose tenendo al centro, diciamo, i bambini, l'infanzia, l'aiuto comunque soprattutto cioè ai bambini più poveri, ecco. Le difficoltà non mancano perché chiaramente per mandare avanti qualsiasi tipo di programma ti servono le risorse, senza le risorse non si riesce a Certo. fare. Perciò lavoriamo con piccole organizzazioni italiane che ci aiutano, con cui facciamo progetti. Alcuni sono progetti più individuali, costruzione di una scuola piuttosto che pozzi, altri invece, come per la disabilità, sono programmi, no? Non possiamo, questa è un po' la difficoltà, soprattutto per la disabilità, non è che dai, ecco, non abbiamo scelto, per esempio, di dare una carrozzina ed è finita lì, perché si potrebbe fare anche questo, no? Sarebbe forse più facile perché una volta consegnato dice, vabbè, hai fatto la tua parte, adesso il bambino ha la sua carrozzina, però in realtà se poi non si dà continuità, sia da un punto di vista di manutenzione appunto di queste carrozzine, ma anche proprio di visitare le persone, di conoscerle, di interagire e di creare, cioè, vorrei usare la parola speranza, perché poi quando gli dai carrozzina e te ne vai, non ti vedono più, cioè poi si rompe, e loro non hanno i soldi per ripararla e non sanno dove andare. Invece sapere che noi ci siamo, o almeno l'organizzazione, non noi due come individui, perché poi Certo, è con è noi un punto lavorano di tanti. riferimento, immagino, no? Sì, ecco, dare continuità è fondamentale per ottenere buoni risultati qui, secondo me. Ecco, questa, che richiede un sacrificio, perché richiede comunque per noi due, vabbè, pur essendo una scelta, però è sempre un partire da dove siamo nati e venire in un paese diverso e restare qui, insomma, con tutte le difficoltà del caso. Certo, certo. Beh, allora, intanto magari ci sarà modo in una prossima puntata di tornare, anche sempre in compagnia di Maria Grazia. Vi chiedo proprio in un flash, abbiamo visto questi bambini con le carrozzine, però sorridere e animarsi all'interno di un GREST che è stato organizzato invece insieme ai giovani vittoriesi che stanno facendo questa esperienza. Allora, com'è andata? Chiedo a voi e poi chiederemo anche ai ragazzi, ovviamente. È fantastico perché, voglio dire, è stato bello soprattutto per me quando l'hanno fatto al centro, vedere che sono arrivati più di 150 bambini, sia con la carrozzina che no, e per loro, per questi bambini è stato la prima volta nella loro vita, credo che si sono ritrovati a giocare, a fare delle attività con dei volontari, con dei giovani dall'Italia, insomma, è stato veramente, veramente bello, 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 bello. Ecco, quindi credo che se questa volta insomma c'è stato un po' un esperimento di questo Grest, magari Mm. perché no? Perché nei prossimi anni questa non possa diventare un'attività, non dico magari un po' più strutturata, ecco, io la butto lì come idea, magari ci avete anche già pensato, ecco, non lo so. Ah, sì, sì, l'abbiamo già buttata questa idea alla Maria Grazia. Immagino. Allora, io vi ringrazio per la vostra preziosissima Grazie, testimonianza, veramente un grazie a grazie. voi per tutto quello che fate, per quello che ci avete raccontato. Ripassiamo pure l'auricolare a Maria Grazia, che adesso appunto continuerà a condurre all'interno del racconto
quotidiano, ecco, di quello che è stato fatto nei giorni scorsi dai ragazzi, quindi passiamo pure l'auricolare a Maria Grazia. Perfetto, perfetto, grazie. E noi intanto continuiamo a vedere queste immagini che riguardano mentre torna Maria Grazia. Ecco, qui iniziamo a vedere queste immagini del Grest veramente interessanti e beh, che da un certo punto di vista anche ci fanno riflettere sul fatto che insomma, nonostante voi vi troviate a qualche chilometro di distanza da Vittorio Veneto, poi insomma, magari anche le tecniche di animazione e tutto il resto vengono condivise a 360 gradi e l'importante è vedere la soddisfazione dei bambini, giusto? Allora, a te Maria Grazia. Sì, allora per continuare, dopo questa prima bellissima esperienza nella scuola, abbiamo insieme ad Enrico e a tutta l'equipe deciso di fare il Gresta anche all'interno del centro con i bambini. Adesso di questo ci parla Altea, così sentiamo più voci. Vai Altea. Allora, io sono Altea e sono di Gagliarine e vi racconterò appunto di di questa esperienza che ha visto la continuità comunque della nostra collaborazione col gruppo Scout di Cipata e come diceva prima anche Iris, con loro è nato davvero un bel rapporto, quindi in questi giorni al centro ci siamo autogestiti insieme a loro e c'è stato proprio uno scambio in tutti i sensi perché, come dicevi anche tu prima, abbiamo scoperto stando qui che le tecniche di animazione sono universali, le canzoncine erano le stesse, i Bans in italiano e in lingua locale in Nyanja erano praticamente gli stessi e quindi è stato davvero molto bello perché abbiamo avuto l'opportunità di avere questo scambio anche linguistico con loro e vedere che comunque i bambini erano felici di vedere anche che noi ci stavamo sforzando, no, di imparare la loro lingua, di essere vicino a loro, ai loro bisogni, è stato davvero molto bello. E appunto al centro abbiamo riproposto delle attività simili a quelle che avevamo svolto nella scuola con la differenza appunto che il nostro gruppo era molto più compatto perché c'era proprio complicità, cioè ci capivamo al volo già con tutti quanti e anche soprattutto insomma che abbiamo reso accessibili queste attività anche all'utenza del centro di Pamozzi che quindi ha potuto appunto accedere e per noi è stato ancora più bello vedere appunto che eravamo tutti insieme Pamozzi in questa esperienza. Bello, bello, ho cominciato a usare anche qualche parola qui della lingua che si usa qui in questa zona Sentiamo, dello sentiamo. Zambia. Come si dice buongiorno? Non è proprio buongiorno perché è come stai, Come però stai? è Mulibuangi. E io devo rispondere Buina Molibuangi. Perfetto. Buino. Buino, vedi, io non sono Ecco, brava. ecco, Troppa ecco, confusione. Maria Grazia, Allora, Maria dopo Grazia. questo momento, Federico, che è stato molto bello perché davvero si è creato un clima molto positivo anche tra di noi, devo dire la verità, alternato ovviamente, non è che facciamo solo quello, nei tempi liberi siamo poi nel centro con Simonetta, Enrico, aiutiamo un po' la sartoria, insomma cerchiamo un po' di dare un po' di presenza nostra come possiamo, con quello che possiamo, col poco che siamo. Però da qui, insomma, il giorno dopo, in realtà siamo partiti per una nuova avventura, perché siamo negli ultimi giorni adesso, e che ci ha portati a vedere che cosa fa Pamozzi Indiana, non solo pensate a Cipata, ma anche fuori della città, comunque in quello che loro chiamano distretto, che è una zona molto vasta, quindi ci si arriva anche per strade molto difficili. toste. Raccontaci, Mattia. Intanto mi presento, sono Mattia, ho 19 anni, vengo da Marino di Piave e siamo partiti appunto a metà di questa settimana circa per andare lontano in un villaggio abbastanza distante da dove stiamo noi, dove c'è la nostra casa che ci ospita e per andare a eseguire appunto i follow up, ovvero come avevo già anticipato queste attività che servono per seguire i bambini disabili e ci siamo divisi in due gruppi, arrivati in un villaggio,
Un gruppo è rimasto lì, dove ha seguito 3 diversi bambini, ha sistemato le carrozzine con le parti rotte che avevano, le hanno allungate dove serviva, se i bambini erano cresciuti. E un altro gruppo, di cui io facevo parte, siamo andati in una zona più remota e dove abbiamo trovato una povertà ancora diversa da quella a cui eravamo abituati. Era un villaggio costruito praticamente di terra e tetti in paglia, ed è stato molto bello perché nonostante fossimo degli estranei lì, tutto il villaggio si è radunato attorno a noi per seguirci, per salutarci, per presentarsi, e hanno molto apprezzato la nostra visita per appunto seguire questa bambina disabile. E è stato anche un momento molto bello per mettersi in gioco, per aiutare gli altri, ed è una cosa che a me ha riempito molto il cuore nel appunto aiutare le persone più bisognose, come in questo caso. Grazie, grazie a Mattia e anche perché è stato commovente, no, È vedere stato i molto bambini. commovente, sì. Ok, da questa esperienza siamo ritornati, ma dopo una bellissima serata a casa di Simonetta e Enrico, dove abbiamo passato la notte in modo bello, guardando anche uno stupendo cielo, vero? Siamo andati da dove tutto è partito, assieme a Simonetta, Enrico e a Francesca, siamo andati a Cicogua, dove ormai da tantissimi anni opera padre Luigi Casagrande, comboniano, che conosciamo, anche lui lo abbiamo conosciuto attraverso la nostra trasmissione. Te lo ricordi, Federico, padre Luigi, con Certo, tutto il certo, suo certo. carisma, Sì, tutta la sua passione missionaria, certo. conosciuto in modo particolare nelle zone di Quartier del Piave, Soligo, Fara di Soligo, perché è originario di quelle parti lì, ma davvero siamo entrati nel cuore di questa missione, da dove tra l'altro è partito tutto anche per Simonetta ed Enrico, vero Simonetta e Enrico che sono qua dietro, confermate, ecco, e quindi assieme a loro è stato molto bello, abbiamo vissuto questa esperienza. Ce la racconta? Buonasera, sono Maria di Conegliano e a noi ci hanno presentato Chihuahua come un piccolo pezzo di paradiso che si può trovare qui in Zambia. Effettivamente è stato così. Si vive proprio si respira l'aria missionaria, nata e tuttora presente. È molto bello perché lì ogni cosa è costruita, pensata e ritagliata a misura delle persone presenti. Quindi anche il progetto per giovani adulti, dare una seconda possibilità lavorativa, ma anche di vita, cercare un po' quello che posso fare io, come posso contribuire, ma come posso riguadagnare, riprendere la mia dignità che potrei aver perso. Quindi è molto bello come ognuno mette il suo, è molto bello aver ascoltato delle vite cresciute, scoperte, conosciute, che hanno trovato un po' il loro posto, il loro modo di vivere. E quindi Chihuahua sì, è anche un piccolo pezzo di paradiso perché poi il posto, la natura, le persone, è stato veramente molto molto bello. Quindi è difficile da raccontare così a parole, bisogna andare a vivere. Quindi vi invitiamo anche a passare anche di là, perché merita, se si vuole un po' vivere questo modo di missione. Ecco, Cicogua è una realtà più rurale rispetto a Cipata, che invece è una cittadina, quindi ci ha dato l'opportunità veramente di capire anche qual è la vita delle persone che non sono qui in questa zona un po' più servita, quindi anche tutta la questione dei bisogni primari, dell'acqua, della gestione del cibo, è un'altra realtà veramente. L'opera dei missionari non è solo quella di evangelizzare, diciamo così, di portare la luce, ma soprattutto anche di aiutare le persone, no? Assolutamente. Ecco, Ecco, abbiamo qui cosa, incontrato... cosa stavate facendo qui che Sì. vi vediamo all'opera? Qui bisognava un po' tirarsi su le maniche e vedere come effettivamente si recupera l'acqua da portare a casa. È impegnativo, qui si fanno muscoli e poi tutti quei secchi d'acqua in testa e via a casa. Quindi è stato un modo per conoscere una piccola zona
appena fuori Chicowa, per un po' farci vivere anche ciò che le persone fuori dal centro missionario vivono, quindi recuperare l'acqua, quindi una piccola chiesa che anche se non ci sono i sacerdoti, ma comunque è un luogo di incontro, di preghiera, di continuare a vivere questa vita comunitaria importantissima. E niente, Mhm. questo. E in questa foto, per esempio, si vede l'opera di Padre Luigi con la collaborazione anche di tantissimi benefattori, sia in questo caso della sua famiglia, delle comunità di Farra e di Soligo, ma anche di tantissime persone che in questi anni veramente hanno contribuito e favorito la crescita di questo centro, di questa zona della missione. Lì abbiamo trovato padre Emanuel, un padre che è appena arrivato da poco, che ci ha veramente aiutati a capire, a entrare dentro la dinamica della missione, e capire e comprendere meglio che cosa accade. Molto emozionante. Grazie, grazie Grazie. Maria, grazie di cuore. Ecco, Federico, noi siamo ormai quasi agli ultimi giorni, abbiamo le ultime avventure che sono, diciamo, un po' meno missionarie, però ci stavano, perché dicevamo oggi con Simonetta, l'Africa non è solo fatica, vite difficili, c'è tanta vita comunque bella di persone che si impegnano, ma c'è anche tanta bella natura. E quindi abbiamo avuto la fortuna di poter vivere un'esperienza un po' particolare, che è quella di conoscere il Parco Nazionale attraverso quello che noi conosciamo come safari, però è stata veramente un'esperienza molto bella. Ce la racconta Denise, che è qui accanto a me, anche lei africaneggiante con queste Sì, treccine vediamo, un po' vediamo. particolare. Innanzitutto mi presento, sono Denise e vengo da San Fior. Come ha anticipato Maria Grazia, dopo Chicowa ci siamo spostati al Parco Nazionale, il South Luangwa, che è il secondo parco più grande dello Zambia, e qui appunto abbiamo soggiornato una notte e la mattina alle 6 siamo partiti per il nostro safari, alla ricerca appunto degli animali. E, siamo stati davvero fortunatissimi perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere tantissimi animali, appunto, come leoni, anche un leopardo che stava dormendo su un albero, come si può vedere, ma anche giraffe, zebre, elefanti e iene. Ed è stato veramente bellissimo poter vedere questi animali liberi nel loro habitat naturale e non rinchiusi in una gabbia come magari siamo abituati a vederli. E, è stato davvero meravigliosa questa esperienza perché appunto è un modo per conoscere meglio questa cultura e vivere appieno l'esperienza e questo meraviglioso paese. Sì, è vero, e c'era tanto della Laudato Si di Francesco in questa Sì, bellissima tantissimo. escursione, perché l'impatto con la natura è straordinario e quindi fantastica questa esperienza da fare per conoscere veramente i segreti dello Zambia, che tra l'altro è bellissimo. È vero che siamo nella stagione secca in questo momento, quindi è un po' arduo perché la pioggia arriverà più avanti, però è davvero molto 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 bello. Allora Federico, come ultimo passaggio, allora salutiamo Denise, io inviterei qui accanto, così chiudiamo con la nostra Francesca Villanova, che conosciamo anche Certo, certo. Allora, insomma ormai mentre vi parte della nostra diocesi. sistemate, Dici, io dici. ricordo ai nostri telespettatori che nell'ambito di questi speciali dedicati ai viaggi organizzati dalla Diocesi di Vittorio Veneto in sinergia tra la Pastorale Giovanile, la Caritas e il Centro Missionario, oggi vi stiamo portando, non c'è bisogno ovviamente di specificarlo ulteriormente, dato che abbiamo appena visto delle foto molto esaustive, vi stiamo portando nello Zambia per raccontarvi questo viaggio che veramente ha emozionato tanti giovani diocesani e sta per volgere al termine. Io ripasso subito la palla lì perché appunto vediamo Francesca Villanova, che saluto ovviamente. Vecchia Ciao conoscenza, è Federico. passata diverse volte di qui e adesso Vecchia. giovane. E adesso però insomma le nostre telecamere, possiamo dire, arrivano proprio lì da lei direttamente. Vai Maria Grazia.
Sì, allora Francesca ci ha accompagnato in questi giorni, con lei diciamo abbiamo vissuto la vita di tutti i giorni perché ci ha aiutato ecco, a inserirci a fare la spesa, ci ha aiutato insomma a occuparsi delle cose primarie della nostra vita. Però a lei chiederei un attimino di dirci come sta andando questa avventura, che per lei è iniziata già un po' di tempo fa, come è stato anche per lei il nostro arrivo, come l'ha vissuto, se ti abbiamo stressato gli equilibri oppure no, quindi se non vedi l'ora che andiamo a casa oppure no, e poi facciamo un saluto finale. Ecco, aggiungo anche che assieme a Francesca, oltre a Francesca, abbiamo incontrato veramente altre persone molto belle, no? Che ci hanno raccontato le loro storie, oltre ovviamente a Simonetta ed Enrico, è stato molto bello ascoltare tutto quello che hanno vissuto, ma abbiamo conosciuto anche Emi e Marco, abbiamo conosciuto padri comuniani, padre Antonio, padre Emanuel, che ci hanno veramente arricchito con le loro storie. Però Francesca, due racconti per aggiornare anche chi ci segue e che ti segue. Sì, magari anche chi non mi conosce, Francesca, sono del Piave e quindi sono nata lì nella Forania e piccola apostola della carità, per chi magari non conosce l'istituto, faccio parte insomma delle consacrate della nostra famiglia dietro al castello di Conegliano. Mi trovo qua dall'aprile 2024 e sono una privilegiata in questa casa, ecco, che hanno qui, che gestiscono Simonetta e Enrico e di qua passano tante persone. Appunto, adesso ci sono questi ragazzi, devo dire, una boccata d'ossigeno grande, una bella possibilità anche perché loro, devo proprio dire, siamo gli ultimi giorni, mi spiace tantissimo, non lo dico solo perché loro sono qua, ma perché è proprio vero, si sono messi in gioco, si sono interrogati, si sono lasciati andare, almeno questo è quello che ho percepito io, e poi in una bella collaborazione anche di casa, di famiglia, ecco, è stato proprio, io direi, sottolineerei la parola pamozzi, insieme, è stato bello scoprire questa possibilità di stare insieme, di fare a nostro modo fraternità, quindi grazie. Ecco, grazie Francesca. Allora, io direi che Federico, se sei d'accordo, no? Con adesso magari chiediamo anche ai ragazzi di alzarsi di salutare. Sì. Ti dico Beh, solo che abbiamo ancora qualche giorno. Aspetta, dici no, Federico. io Fermi tutti. volevo chiedere a te, insomma, come hai vissuto Ah, ok. questo. Mm, Cioè, è facile fare la che tu- conduttrice da lì, Giusto, però io ti colgo in giusto. castagna. No, volevo chiedere a te, innanzitutto, così, di raccontarmi anche com'è stato questo gruppo. Ci avete raccontato dalla partenza a tutte le varie avventure che avete avuto modo di provare appunto lì. Quale anche, chiedo anche a te, l'incontro magari che più ti ha colpito nel corso di questi giorni trascorsi lì, di queste settimane trascorse lì, e insomma, dicevamo prima che magari forse tu non sentivi, ma insomma, questa esperienza per esempio del Grest che avete fatto insieme potrebbe così trovare un futuro anche nel corso dei prossimi viaggi missionari, perché no, Maria Grazia? Grazie Federico per questa tua richiesta di intervento. Speravo di risolvere, di andarmene via in silenzio, E invece invece no, no. mi hai beccata in flagrante. Allora, è stata il gruppo straordinario, ecco, non lo dico perché sono qua dietro e che devo sopportarli ancora sopportarli, devo starci insieme qualche giorno. No, davvero. Un affiatamento, una grande disponibilità da parte di tutti a stare insieme e davvero questo ha permesso una riuscita veramente buona anche di tutte le attività, grande sintonia, quindi sono molto grata per questo, ecco, perché non è scontato, perché non ci conoscevamo, quindi questa è una cosa importante. E anche persone tutti i giovani si sono messi a servizio, hanno messo a disposizione le loro capacità e questo non è da tutti i giorni. E certamente per cose che mi hanno colpito, dicevo ai ragazzi che io viaggio da tanti anni in vari contesti, però quello che mi colpisce di questa realtà è intanto la tranquillità delle persone,
ma anche la disponibilità, la voglia di di conoscerci, di stare insieme e anche la forza, direi, di tanta gente che sta vivendo una grande sofferenza e la sta portando avanti con grande capacità e resilienza. E quindi mi ha molto toccato anche la realtà di questi bambini che vivono spesso molto isolati e quindi mi ha fatto proprio bene vedere che c'è qualcuno che pensa a loro, perché è una realtà veramente rara, ecco, in certi contesti africani, ecco, che com'è Francesca che conosce alcuni altri contesti, effettivamente la cura dei bambini con che hanno queste fatiche non è così scontata, quindi bello questo. E, Maria Grazia, forse abbiamo perso momentaneamente il collegamento con lo Zambia, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea. Ovviamente potete ben immaginare che anche le comunicazioni con questi paesi non sono propriamente facili e semplici, quindi vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, altrimenti Maria Grazia ci aveva appena dato questa testimonianza conclusiva, insomma, quando mancano pochi giorni al termine di questo viaggio missionario in Africa, viaggi, lo ricordo, che sono organizzati nell'ambito della diocesi di Vittorio Veneto, dalla pastorale giovanile, da Caritas e dal centro missionario diocesano. Allora, siccome vedo che non riusciamo a ripristinare il collegamento, probabilmente avremo un piccolo video che vi farò, vi manderò in onda tra pochissimi istanti con il saluto conclusivo da parte del gruppo appunto presente lì in Zambia. Vi ringrazio per aver seguito con il consueto entusiasmo anche questa nostra nuova trasmissione. Questi speciali hanno riscosso molto successo nel corso di queste settimane estive, segno da una parte che la Tenda TV non va in vacanza e rimane comunque con i riflettori puntati su queste belle realtà che spesso non fanno notizia, e appunto anche voi telespettatori siete stati affascinati talvolta dal racconto spontaneo e genuino di questi giovani che ci hanno dato veramente tante testimonianze, anche molto diverse tra loro, nel corso di queste settimane. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi lascio appunto con questo saluto conclusivo direttamente dallo Zambia. Allora, Federico, ci è dispiaciuto che non siamo riusciti a salutarci, ma avevamo già concluso il nostro programma e noi vi facciamo un grande saluto dallo Zambia con questa parola. Vamos Indiana! Ciao! A presto!